Sono bastati 5 anni al Partito Democratico per rovinare l'isola felice di Treviso. In 5 anni l'abbiamo trovata invasa di clandestini, di rom, di rossi e anche di rompicoglioni. Pensate che ci portavano i clandestini con i pullman, aprivano le porte davanti alla stazione e lì li lasciavano. Le parole scandite dal sindaco di Treviso, Mario Conte, dal palco di Pontida fanno insorgere le opposizioni e gli amministratori di allora. L'ex sindaco Giovanni Manildo si limita sui social a postare un ma, che dà il via a commenti fiume di chi difende Manildo, il PD, si indigna per il riferimento discriminatorio ai Rom e il ritratto non veritiero di una città allo sbando. L'attacco del sindaco Conte è stato un attacco vigliacco al sindaco Giovanni Manildo. È chiaro che il sindaco Conte è servo del suo partito, è il servo di Salvini e certe cose le deve dire e non le dice a Treviso perché non ha il coraggio, perché sa che sarebbe smentito dai fatti. Le può dire solo a Pontida. È l'ennesima volta che si dimostra fedele più alla tessera del suo partito che al servizio per tutti i cittadini trevigiani. A Treviso c'erano 1600 richiedenti asilo e ce li ricordiamo tutti, nelle piazze, nei parchi e sotto il parcheggio alla Piani. Col ministro Salvini questi 1600 sono diventati 500. All'interno della caserma ce n'erano 850 e sono diventati 270. Abbiamo ripulito le strade, i parchi e la stazione. Se dopo qualcuno si offende perché questi numeri danno fastidio, non se la deve prendere con Conte che li dice, ma probabilmente con il loro governo che li ha costretti a subire delle politiche legate all'immigrazione che hanno creato dei danni enormi, soprattutto da un punto di vista elettorale per loro.